Ci troviamo a Bolzano, presso il parcheggio della funivia San Genesio, e andremo a fare la prima tappa del Sentiero del Castagno della Val Isarco. Il Sentiero del Castagno, o in dialetto tedesco Keschenweg, è un percorso lungo 60 km che attraversa i castagneti della Val Isarco da Bolzano a Bressanone. La prima tappa parte da Castel Roncolo e arriva fino ad Auna di Sotto, una camminata di circa 12 km con un dislivello di 900 metri. Adesso percorriamo la ciclopedonale lungo il torrente Talvera, direzione Castel Roncolo. Ed eccoci arrivati a Castel Roncolo. Si trova all'inizio della strada che da Bolzano porta in Val Sarentino. È una fortezza medievale costruita nel 1237 ed è famosa per i suoi favolosi affreschi, che rappresentano la vita di corte e le leggende medievali. Trasformato in residenza estiva nel 1385 dai fratelli Winkler, fu restaurato dall'imperatore Massimiliano I nel 1490 e poi dall'imperatore Francesco Giuseppe nel XIX secolo. Oggi il castello è una popolare meta turistica ed è stato persino utilizzato da Pasolini per il film Decameron. Non possiamo visitare Castel Roncolo perché apre alle 10 e iniziamo la nostra camminata sul Sentiero del Castagno. Oggi seguiremo questo segnavia con il simbolo della castagna. Seguiamo il segnavia numero 2. Magnifico punto panoramico sulla città di Bolzano. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all. Ci troviamo a Spornberg, una magnifica località tra vigneti, castagneti e spettacolari prati verdi. It is all in our hands, it is all in our hands.
Siamo arrivati a Signato, anche da qui si ha una bella vista sulla città di Bolzano. Adesso continuiamo il nostro cammino e andiamo verso Auna di Sotto. Arrivati al Maso Parciunerov, punto più alto di tutto il nostro itinerario. Da qui in lontananza si possono vedere gruppo del Catinaccio, gruppo del Lattemar, Corno Nero e Corno Bianco. Il castagno fu introdotto in Alto Adige dai Romani e per secoli fu una fonte essenziale di cibo, tanto da essere chiamato l'albero del pane. Arrivati ad Auna di Sotto e abbiamo concluso la prima tappa del Sentiero del Castagno. Un itinerario perfetto in ogni stagione, ma particolarmente suggestivo con i caldi colori dell'autunno. L'itinerario non è difficile, ma è comunque richiesto un po' di allenamento per lunghezza e dislivello. Il Sentiero del Castagno si snoda fra meleti, vigneti, castagneti, un vero spettacolo della natura. Lungo il Sentiero del Castagno si incontrano accoglienti agriturismi e masi. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!